Allora, la maggioranza più o meno mi pare che poi potremmo pure votare, insomma, la questione non mi pare che ci siete pro anche un accorpamento, ma chiaramente non gratuito, ma a condizione. Le condizioni che non vestite da fuori sono queste, poi ne possiamo aggiungere. La prima condizione è che almeno 4 mesi prima la Regione ha fatto una pubblicità istituzionale di questo evento, cioè del fatto che in primavera si vota sul referendum. Quindi, la prima condizione. Seconda condizione, che a parte dei 2 milioni di euro, viene posto un capitolo che sia visibile, che sia davvero dedicato a occupazione, comunque o all'ambiente o comunque che sia un capitolo che sia di sociale, sviluppo della questione sociale, deve essere assolutamente visibile. Poi, stavo attento, bisogna delegare bene la legge. Il decreto deve essere fatto entro il 1° gennaio dell'anno di indizione. Cioè, allora, il primo decreto è il fatto, il primo decreto di approvazione sul referendum è il fatto. Entro il 1° gennaio deve deliberare Gialarra. Noi possiamo porre, non ho proposto in argomento questa cosa che non sono interventi, insomma, non ho fatto un intervento. Dobbiamo porre in discussione questa questione. Se queste condizioni che poniamo a suo presidente, ponemos a condizione di indizione immediata o di indizione entro il 1° gennaio. Entro il 1° gennaio è per legge. Però se noi queremos essa certezza, dobbiamo porre scuro la condizione di indizione da su mese, per esempio, di ottobre, il mese di novembre. Possiamo porre scuro questa condizione. Cos'è? Entro il 30 gennaio? Entro il 1° gennaio. Entro il 1° gennaio e il 30. Io mi voglio il 30 anch'io. Il 30 va a 39. 31 sì. Entro il 30, no, esatto, entro il 30 gennaio deve essere data l'indizione. Però stiamo attenti. Purtroppo non esiste un correttivo nel caso che il giuruga sia giunta regionale. Cioè nel caso che il giuruga sia giunta regionale le elezioni sono in primavera. E quindi non potete essere accorpati sul referendum a primavera di accessibilità a novembre. E l'abbiamo già perso. Cioè è metta difficile, è pura fantasia in che questa aggiunta, Per quello che bisogna portare insieme. No, ma lo speone la salvano comunque, lo speone scuso che non torna a essere candidato e così via, salvano comunque l'aggiunta, non fa problema. Cioè, i numeri non la può temponere il rimasto, eccetera, eccetera. Però, insomma, chiaramente le ipotesi sono tante. E quindi purtroppo noi non possiamo avere la sfera magica per uscire da essere. Stamani piaga una formula chimica usata. E quindi aspettate un attimo, prima di muovere il comparo che noi decidiamo su quale costo, che arrivano pure anche un organismo esecutivo, questo è importante, cioè è importante a ragionare, a affinare lo concetto, però non che possiamo uscire da questa istanza che noi abbiamo nato cantelmato sul nucleare e poi dopo non abbiamo un organismo che funziona, insomma, ecco. Allora, quindi, questa è la prima questione. La proposta di Gervesita è riunioni il venerdì. Allora, dopo di questa questione la poniamo dopo ai designata ai voti oppure l'assemblea regionale, cioè non lo so, insomma, come siamo convocati se vi dai conto però che Napoli si lavora, sì, in questo periodo alle 5, ma noi dobbiamo stare alla dinamica giusta di livello. No, Dopo le compensate all'estate, che le io credo che è meglio avere il sabato
cui c'è meno numero minore di noi impegnati nel lavoro, perché sennò, Anche perché se sono in primavera possiamo prenderci un mese di ferie, quindi anche perché non tagliamo contiamo. fuori, sennò quelli che devono lavorare, che non è molto simpatico. Allora, terza proposta, volantino bifronte, cioè poi la sponimus, ci si passa a bisonzo, la sponimus ai voti, la scritta da votare, io la so solo cittadini che me la fanno votare. Poi aggiungere nei siti l'invito a votare sì, aggiungere sul sito ufficiale dell'organizzazione un invito, dove sul sito scriviamo dei verdi, di fondazione, esatta, eccetera, eccetera, aggiungere l'invito a votare sì sul referendum contro il nucleare, cioè ponere un banner, non ti esito, non ti esito, invitando a votare Ci sì. sarà il referendum contro il nucleare. E poi, Ma quella scritta che mettono va bene, non è nucleare. Siccome che quello è un messaggio importante, dovrebbe essere non è nucleare, vota sì a referendum per il a chi termina che questa sintesi può chiedere, poi dopo allora, su questa questione votare, cioè desinvito, guardate bene, sul referendum è su una proposizione, in analisi logica, una proposizione, sei contrario, eccetera, ovviamente bisogna rispondere sono contrario o non sono contrario. Cioè, non è che ci potete rispondere quindi uno no o quindi uno sì, anonimo. Quindi sì contra, non sì no al nucleare, non ha senso. E poi scusate uno fatto, provate a fare un'analisi del superveduto. Ci dovete andare su sì, chi non condivide questa guerra, la discriminazione razziale, chi tenate? Sono per no alla discriminazione razziale o sono contro la discriminazione razziale? Sono contro. Cioè, come tenate? So go. E tanti stiamo discutendo, non ha nessuna, non esiste il linguaggio parlato, il no, non esiste, non esiste. Non sono per la guerra, non si narra, sono contro la guerra. Non sto sparando la schiava, sono sì contro. Non mi può entrare a sparare una schiava. Cosa c'è? Votassi per il altra questione, chiunque picca l'iniziativa deve essere mandato di condivisione. Cioè quindi, chiunque pubblica